Alla ricerca delle vestizioni sarde di Guido Colucci è un'opera che esplora la tradizione degli abiti dell'isola di Sardegna, un aspetto importante della cultura e delle tradizioni dell'isola. Quello che è importante di questa collezione è che Colucci ci restituisce i bozzetti preparatori che sono effettivamente il costume analizzato come tessuto, come colore, come foggia. Questo ci dà proprio una restituzione di un costume unico, se vogliamo, del Mediterraneo, perché resiste ancora oggi, ma soprattutto all'epoca era un costume che tra l'altro nel 1911 i Clemente portano a Roma per le feste cinquantenarie. Nel libro Colucci si concentra sul significato di questi abiti tradizionali, la loro storia, l'evoluzione e l'importanza che rivestono nella cultura sarda. Tutto questo grande archivio, questo grande patrimonio che proprio, come dire, è destinato a un istituto delle tradizioni popolari che dovrebbe in qualche modo acquisirlo perché, ripeto, è una collezione unica, proprio come si può dire, dal pensiero sino a disegno acquerellato. L'autore, attraverso un'analisi profonda dei documenti storici e archivistici, ci guida alla scoperta di un patrimonio vestimentario che non è solo una questione di abiti, ma di un'identità e di una tradizione che si sono sviluppate e trasformate nei secoli.